Telespettatori di TVM Palermo, siete sul canale 19 e oggi parliamo di calcio dilettantistico siciliano. Lo facciamo puntualmente ogni giovedì sera a partire dalle ore 22 e siamo in replica anche il venerdì alle 14. Oggi una puntata particolare perché parleremo anche di Serie D e di eccellenza, perché si è giocato il turno infrasettimanale di Coppa proprio per queste due categorie. Prima di parlare dunque del campionato di promozione, partiamo subito con la schermata per quanto riguarda i risultati della Coppa Italia del campionato di Serie D. Enna Calcio batte Acragas 2-0, Regina 1914 batte Città di Aciriale 2-1 ed infine Siracusa Calcio batte Paterno Calcio 3-0. Sì, sapevamo che dovevamo ripartire dalla sconfitta di Siracusa da domenica e oggi penso che abbiamo fatto una grande prova. Sono contento per il gol, ma soprattutto per la squadra, perché penso che abbiamo dato una bella risposta. Quello ormai è il passato, ora ci dobbiamo concentrare a domenica. Sappiamo che è una partita fondamentale perché sappiamo che ci servono punti e quindi dovremo affrontarla al meglio e portare i punti a casa. Siracusa batte 3-0 il Paternò e accede ai 16esimi di Coppa Italia di Serie D. Formazione chiaramente diversa dal solito per questo turno infrasettimanale. Davanti al portiere giovane Di Silvestro, classe 2006, i due centrali stavolta sono Baldan e Vinetò all'esordio. A destra c'è Puzzone, a sinistra Parisi. Centrocampo sempre a due, ma stavolta con Zampa e Limonelli, mentre Di Grazia agisce alle spalle di Sarao con i due esterni ai lati, Convitto a sinistra e Amore a destra a piedi invertiti. Siracusa subito pericoloso dopo 8 minuti di gioco, da Parisi a Convitto, da questi a Di Grazia con il destro a giro che però finisce alto di poco. Comanda la gara il Siracusa, ma di azioni non ne arrivano tranne al 35esimo quando gli aretusei la sbloccano. Il pallone da Convitto raggiunge Sarao, spalle alla porta, si prepara col suo sinistro e sferra la sfera lì all'incrocio dei pali dove Tosoni non può arrivare. Reagisce immediatamente il Paternò. Al 36esimo ci prova Elia con un destro che viene deviato in angolo dal giovane portiere retuseo Di Silvestro. Sul corner seguente è Marino che salta di testa, il più in alto di tutti, ma la palla finisce fuori. Ancora Elia al 39esimo, ancora di destro, questa volta dalla parte opposta Di Silvestro ci arriva lo stesso e smanaccia in calcio d'angolo. Fallisce il Paternò il pareggio e allora il Siracusa raddoppia. Da Puzzone a Sarao, cross perfetto a centro area dove Convitto al volo mette in rete alle spalle del portiere rossazzurro. Nella ripresa subito falla per Baldan e subito Convitto pericoloso al primo minuto con una conclusione che viene parata in due tempi da Tosoni. Ancora sull'asse Convitto Di Grazia Amore al 13esimo il Siracusa confeziona una bellissima azione col tiro di quest'ultimo che viene deviato ancora da Marco Greco in calcio d'angolo. Disattenzione difensiva azzurra al 17esimo, Papito ne approfitta, il suo destro però è angolato ma Di Silvestro ci arriva e ancora una volta mette in corner. Entra Longo per Di Grazia e nel giro di pochi minuti il Siracusa si porta sul 3-0. È il 22esimo minuto quando Convitto si invola tutto solo davanti al portiere rossazzurro e lo trafigge con un perfetto diagonale. Ancora sostituzione retusee, Sus per Vinetò, Di Paolo per Amore. Al 32esimo in contropiede per il Paternò ci prova Guida, ma la conclusione finisce alta. Entra pure nel finale Gazzara per Convitto e il Siracusa al 46esimo colpisce il palo con un'azione personale di Di Paolo che sferra un sinistro non alla portata del portiere rossazzurro. Finisce così 3-0, ai 16esimi di finale il Siracusa incontrerà l'Enna che ha battuto 2-0 l'Acragas.
potevamo anche pensare che venissero qua con le seconde linee e tutto, no. È stata una partita vera, una partita giocata e importante per chi ha giocato e chi ha giocato meno, in questo caso qualche mio giocatore. Ho avuto delle buone risposte, ma non avevo dubbi. È normale che qualcuno può essere più avanti, qualcuno meno avanti, ma è un gruppo sano, è un gruppo che comunque vuole crescere, un gruppo che comunque in qualcuno deve migliorare sicuramente la condizione, però quando troveremo tutti la condizione la competizione si alzerà ancora di più e ci sarà sicuramente, ne trarrà dei vantaggi sicuramente la prestazione della domenica. Secondo me ho fatto una buona prestazione e sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra per passare il turno. Io per la Regina posso dare solo il 100% ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita. Allora, io sono un difensore centrale, quindi vengo da un anno da terzino, è stata la mia prima volta da terzino e ho imparato qualcosa anche in fase offensiva e questo mi ha aiutato tanto. Dopo il turno settimanale della Coppa Italia del Campionato Nazionale Dilettanti si è giocato anche il turno infrasettimanale, anche in questa occasione di Coppa Italia per il campionato di promozione. Eccola qua la schermata dei risultati. Città di Avola 2020 vincente in casa del Città di Aci Sant'Antonio, finisce in parità tra Don Carlo Misilmeri e Città di San Vito Lo Capo. Vince fuori casa il Vittoria 2-1 contro la Nebros ed infine Unitas Sciacca Athletic Club Palermo 0-0. Appassionati di calcio, buon pomeriggio da Francesco Costanzo. Le immagini che vedete vi giungono dal comunale di Aci Sant'Antonio, dove da qui a poco si sfideranno Aci Sant'Antonio e Città di Avola per la gara d'andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Chiamata a dirigere questo quarto di finale, gara d'andata della Coppa Italia riservate dalla compagine di Eccellenza, una terna arbitrale tutta di Palermo. Il direttore di gara è Alessandro Ingrassia, primo assistente Pietro Fardella, il secondo assistente è Giuseppe Marino. Battaglia, lo scambio con Ali, ancora il traversone sul secondo palo, interessante di testa, colpisce Eugenio Ricciardello, era tutto fermo, fuori gioco fischiato al 7 della Sant'Antonio, subito pericoloso al primo giro d'orologio. Palla al limite dell'area di rigore, occhio qui, la penetrazione dribbling e la palla in rete, il vantaggio del Città di Avola con Ricca, maglia numero 10 che sblocca il match al comunale di Aci Sant'Antonio. Dribbling ubriacante in area di rigore, si è liberato bene, palla all'angolino, il vantaggio ospite del Città di Avola. Dentro il pallone, il suggerimento di Ricca per lo scatto da parte di Agotirini in aria, il bolide, la palla in rete, raddoppio dell'Avola su una combinazione tra Ricca e Agotirin, il numero 11 ospite appena dentro l'area con una bordata superato l'estremo toscano per il raddoppio del Città di Avola al minuto 7. Occhio all'offensiva da parte del Città di Avola con Butera, il tiro in porta, si allunga e devia in calcio d'angolo toscano al 12esimo, ancora un'insidia portata dalla formazione ospite con la conclusione del numero 3 Butera. Caruso, scambio con Butera. Ancora il 3 in area di rigore, il traversone sotto misura, arriva la terza marcatura del Città di Avola con Agotirin, ancora lui, doppietta personale al 18esimo, Aci Sant'Antonio 0, Città di Avola 3, ancora Agotirin, controllo della sfera da parte di Battaglia, quindi cairà lì, il traversone, Ricciardello di testa, la palla debole, blocca Santillo. Al minuto 32 ancora una chance per i biancazzurri, questa ripartenza da parte della formazione del Città di Avola. Agotirin per Ferla in area, si oppone, devia salvare la capitolazione l'estremo toscano.
piccole schermaglie come sempre in area di rigore, va Luca De Emanuele di testa, Pavisic si allunga e compie un mezzo miracolo, l'estremo Santillo a deviare la conclusione aerea, botta sicura da parte di Pavisic, Sabatutto Santillo al terzo della ripresa e poi arriva ancora una conclusione senza deviazione, c'è calcio d'angolo, protestano i calciatori dell'Ai Sant'Antonio, palla per Butera, le finte al limite, ma Butera trova l'angolino per il poker di reti della città di Avola che al 23esimo realizza la quarta marcatura col numero 3 Butera. La battuta direttamente in porta e la palla che termina in rete. Rete per l'Ai Sant'Antonio direttamente su calcio piazzato ad opera di Luca De Emanuele. Ai Sant'Antonio 1, Avola 4 al 27esimo di questo secondo tempo. E arriva in questo momento il tipice fischio arbitrale game over al comunale di Aci Sant'Antonio con la netta affermazione del città di Avola per il 4-1 che mette una seria ipoteca al passaggio alle semifinali di questa competizione. Ricordo i gol che hanno caratterizzato questo match. Al quarto Ricca, poi la doppietta al settimo e al 18esimo del primo tempo di Agodrin, al 23esimo della ripresa la rete di Butera dello 0-4, poi la rete della bandiera, come si suol dire in questi casi, per l'Ai Sant'Antonio con Luca De Emanuele al 27esimo del secondo tempo. Il Vittoria sbanca l'Enzo Vasi di Piraino nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia d'Eccellenza, batte la Nebros per 2-1 e vede le semifinali più vicine. La squadra biancorossa, oggi in tenuta gialla, passa con un gol per tempo di Lucarelli e Agudiac, mentre all'11 di Palmeri non è sufficiente il rigore di Bontempo nella ripresa per tentare la rimonta. Il match aperto e combattuto si apre con gli ospiti che ci provano per 2 volte, ma le conclusioni di Giacomo all'8° minuto di gioco e di Lucarelli 2 minuti più tardi non creano particolari problemi a Mittica. La Nebros ci prova invece al 18esimo con Pontini che serve De Gaetano, che però non arriva all'appuntamento con il gol. Poi è il Vittoria a riaffacciarsi in avanti e dopo la zuccata di Agudiac al 41esimo che manda fuori il cross di Lucarelli, i gialli passano al minuto 44 quando proprio Lucarelli aggancia l'invito di Di Giacomo e con un preciso sinistro batte Mittica spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante italo-argentino si tratta della quarta rete stagionale. Nell'occasione ci sono anche le proteste dei locali per un presunto fallo di Agudiac, ma l'arbitro dice di no. Nella ripresa ancora ospiti in avanti e dopo 2 minuti Cannarozzi calcia debolmente sul portiere. Capovolgimento di fronte, Pontini col sinistro non riesce ad indirizzare in porta la sua conclusione. Bersaglio che al 51esimo centra invece il Vittoria quando Agudiac di testa spedisce alle spalle di Mittica il cross di Ardes, facendo così Nebros 0, Vittoria 2 e per il centravanti biancorosso è il 7° centro in stagione. Nonostante il doppio svantaggio, la Nebros non si dà per vinte e al 70esimo riapre la sfida su calcio di rigore concesso dal signor Aneli per un fallo su Pontini. Dal dischetto Fabrizio Bontempo non sbaglia, firmando così il gol dell'1-2 che gli vale come terzo sigillo stagionale. I locali ci credono e 2 minuti dopo troverebbero anche la rete del pareggio, ma il fischietto di Palermo su indicazioni del secondo assistente annulla per fuorigioco. Nel finale la squadra di Palmeri prova l'assalto disperato, Guadagnoli al 75esimo però manda fuori di testa. Locali che all'81esimo reclamano un secondo penalty su Guadagnoli, ma Aneli concede solo punizione dal limite che Petrullo calcia tra le mani del portiere. E infine Di Vita all'87esimo spara sul fondo da posizione vantaggiosa. Finisce dunque 2-1 per il Vittoria, il ritorno mercoledì 20 novembre a campi invertiti.
Abbiamo dunque concluso lo spazio dedicato alla Coppa Italia del campionato di Serie D, ma anche del campionato di eccellenza. Si volta pagina e si parla adesso di promozione. Lo facciamo subito con il Girone A. Ottava giornata del campionato, subito la schermata dei risultati. Bagheria Calcio batte Cus Palermo 4-0. Alcamo 1928 batte Aspra 1-0, Margheritese 2018 batte 90-011 Bagheria 4-0, Borgetto Giardinello batte Mazzara 2-0, Sport Palermo batte Fulgatore 2-1, Regina Mundi batte Valderice Calcio 2-0 ed infine Montelepre batte Renzolo Piccolo 6-1. In testa abbiamo la conferma per quanto riguarda la Regina Mundi, al primo posto con 22 punti, 21 punti Bagheria Calcio, 16 punti Montelepre, con 15 Cus Palermo, 14 Sport Palermo, 10 punti Borgetto Giardinello ed Alcamo 1928, con 9 Aspra e Margheritese 2018. 8 punti 90-011 Bagheria, con 6 Fulgatore e Renzolo Piccolo, 5 punti Valderice Calcio, chiude la classifica il Mazzara con 4 punti. La squadra ha fatto mezz'ora veramente importante nel primo tempo, come devo dire ultimamente ci sta capitando spesso. Non siamo riusciti a trovare gol, ma poi diciamo, durante la pausa del primo tempo ho detto alla squadra di mantenere la calma, continuare a giocare e poi lo sappiamo, il calcio è fatto di episodi. Nel primo tempo non siamo andati al nostro favore, nel secondo tempo sì, abbiamo ottenuto una vittoria importante contro un'importantissima squadra che quest'anno ancora non aveva perso, quindi grandissima prova di maturità da parte di tutto il gruppo, veramente sono soddisfatto e sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Il Cus lo conoscevamo, è una squadra molto tecnica che se gli lasci spazio e tempo sa giocare, però diciamo, l'abbiamo preparata in un certo modo, soprattutto nel primo tempo siamo stati bravi proprio a non farli giocare. Nelle ultime partite abbiamo trovato un buon equilibrio in questo modo, però la squadra si può esprimere benissimo al 4-3-3, si può esprimere benissimo con quest'altro modulo. Poi alla fine non sono i numeri che contano nel calcio, ma poi sono i principi e noi i principi che sviluppiamo a prescindere dal modo di partenza non cambiano, quindi devo dire bravi ragazzi che si sanno sempre adattare alle varie situazioni. Noi dobbiamo solamente pensare al nostro e fare il nostro dovere. Oggi era una partita importantissima, seconda contro terza in casa nostra, l'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti e quindi andiamo avanti per la nostra strada. E dopo il girone A, adesso è la volta del girone B. Continua il momento positivo del Messana 1966, subito la schermata dei risultati di domenica. Messana 1966 batte Promende 5-0, Monforte San Giorgio, Città di Villafranca 0-0, Sant'Angiolese batte Città di Galati 6-0. Vince il Valdinisi 3-2 contro il Sant'Alessio, così come il San Fratello Acquedolcese 1-0 contro il Città di Mistretta. Orlandina Calcio batte Nuova Rinascita 2-1, Atletico Messina batte Aluntina 2-0. Vincente il San Fratello Acquedolcese nei confronti del Città di Mistretta. Tutto questo ha permesso al Messana 1966 di rimanere solitario in vetta in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Messana 1966 20 punti con 19 San Fratello Acquedolcese, 18 punti Città di Villafranca con 17 Città di Mistretta, 16 punti Orlandina Calcio con 13 il Promende, 12 punti Sant'Angiolese, 11 punti per il Monforte San Giorgio con 10 il Valdinisi Calcio, 7 punti Atletico Messina con 5 Nuova Rinascita e Città di Galati. Chiudono la classifica l'Aluntina con 4 punti ed il Sant'Alessio con 1 punto.
L'impresa di giornata nel girone B di promozione la firma il San Fratello Acquedolcese che espugna il Salvatore Lentini di Mistretta, campo inviolato da quasi 2 anni e si porta a -1 dalla capolista messana. Amastratini rabberciati dalle pesanti assenze su tutte quella del bomber Salerno e così gli ospiti al primo vero tentativo fanno centro quando Caracò al minuto 13 mette alle spalle di D'Amico un errato rinvio di Iatta portando in vantaggio i suoi. Nelle occasioni vibranti le proteste dei padroni di casa per un presunto fuorigioco, ma il signor Lipari non è dello stesso avviso. Il Mistretta prova comunque a rimettere la sfida subito in parità, ma i tentativi operati dai biancoazzurri non creano patemi all'estremo avversario commisso. Locali che insistono e nella ripresa prima Mamadi manda fuori con un colpo di testa ravvicinato e poi Atta tutto solo davanti a commisso spara alto sulla traversa. Mistretta che troverebbe il pareggio con Mamadi, ma il fischietto di Trapani annulla giustamente per un chiaro fallo di mano dello stesso calciatore amastratino che si becca anche il cartellino giallo dall'arbitro. Insistono i padroni di casa ed è ancora Iatta che non riesce a superare commisso. Poi il San Fratello Acquedolcese torna a spingere, ci prova Cresciun di testa ma D'Amico risponde presente. Subito dopo Mamadou col destro da pochi passi non centra lo specchio della porta, quindi Cresciun non approfitta del pasticcio difensivo bianco-azzurro facendosi chiudere la porta in uscita da D'Amico e con l'estremo di casa che si supera poco dopo sul sinistro a botta sicura di Vergult. Il San Fratello Acquedolcese si porta così in classifica a quota 19 punti in seconda posizione, il Mistretta invece rimane fermo a 17 e scivola al quarto posto. Dopo 2 pareggi consecutivi che hanno rallentato la corsa in vetta, la Messana vuol tornare ad assaporare il gusto della vittoria. I giallorossi sono reduci dallo 0-0 in casa del San Fratello Acquedolcese e sono stati raggiunti al primo posto da Città di Villafranca e Città di Mistretta. Al Sorbello Stadium per l'8ª giornata di promozione rende visita alla Promende, reduce dello splendido 3-0. Rifilato alla Luntina la formazione della Messana di mister Cosimini che per la prima volta in stagione deve fare a meno di Capitan Cannavò. Ferrara, Bonasera, Giosuè, Tricamo, Misiti, Fragapane, Ferraù, Gargiulo, Gazzè, Arena, Barbera e Ventra. Risponde la Promende con Bonasera, D'Agostino, Lembo, Dama, Pantano, Gennaro, Currò, Cambria, Arigò, D'Amico e Souè. Si parte col film del primo tempo, la Messana ci prova subito con Misiti che manda sull'esterno della rete, poi al 12° Arena dalla sinistra prende il fondo, la mette dentro Barbera, serve Ventra, colpo di tacco e viene mandato in calcio d'angolo da Bonasera. Dal corner che ne segue la Messana passa, Ferraù la mette sul secondo palo, un attimo di confusione, Gazzella manda in rete e il gol che vale l'1-0, tutti a abbracciare il centrocampista Ferraù che ha creato i presupposti per questa offensiva, ma il gol, il secondo in maglia giallorossa, è tutto dell'ex Milazzo. 24° ancora un calcio d'angolo di Ferraù sul secondo palo, Tricamo la rimette dentro, arriva Ventra che manda in rete, ma il direttore di gara fischia una dubbia carica sull'estremo difensore da parte del numero 7 che si dispera. Al 26° la Promende cerca spazio con Arigò che va a scappare sulla destra, mette il pallone dentro su D'Amico, l'ex va a calciare debolmente favorendo la parata di Ferrara. Alla mezz'ora Ferraù mette il pallone in zona arena, il servizio su Gargiulo, la apre per Ventra, Ventra riceve in area di rigore, si accentra, arma il mancino sul primo palo e il gol del 2-0. Si festeggia col dirigente accompagnatore Giuseppe Bagnato il raddoppio giallorosso. Al 43° arriva anche la doccia fredda per la Promende, secondo giallo per Gennaro, stavolta per proteste, e la Promende rimane in 10 uomini. Si fa dura allora per la formazione di Gabriele Patti, anche lui ex di giornata, perché al 47° arriva il Tris Arena sul secondo palo da Ventra, troppo solo per depositare dentro la doppietta e il gol che vale il 3-0. Finisce così il primo tempo al Sorbello Stadium di Bisconte, partita nettamente in favore della Messana, 3-0 fin qui, e arriva anche il primo cambio per mister Cosimini, fuori Gargiulo, dentro Viscuso. 48° Barbera in campo aperto, salta un paio di avversari, entra in area ancora Barbera, la lascia lì in mezzo dove arriva Ventra, tripletta per lui, la prima con la maglia della Messana, vale il 4-0. Minuto 49, ancora un cambio, fuori Gazzè, autore del gol del vantaggio, dentro Giuseppe Bonasera. 55°, palla in profondità per Barbera, il pallone su Ventra, l'imbucata d'Arena, va a calciare, c'è la respinta di Bonasera. Minuto 59, la Messana è un rullo compressore, attacca ancora, azione corale che si conclude col destro di Viscuso. Ancora una volta però la mira è da rivedere. Minuto 60,
61 entra Mondello, finalmente ritorna Mondello al posto di Arena, minuto 62, la scucchiaiata di Gambria per Souei, il servizio su Touré, attenzione perché viene toccato da Misiti e per il direttore di gara in maniera irregolare, calcio di rigore sul punto di battuta, si presenta l'esperto Ballarò, ma di esperienza da vendere neanche Riccardo Ferrara che lo ipnotizza, intuisce il lato e nega la gioia del possibile gol della bandiera, minuto 66, ancora la Messana ad attaccare dalla destra, la sfera finisce in zona Barbera, la respinta di Giuseppe Bonasera, minuto 70, entra Sottile per Giosuè Bonasera, 81esimo, tocca a Pecora per Ferraù, ancora qualcosa da vedere, 84esimo, il neoentrato Sottile lascia il pallone a Ventra, letteralmente indemoniato, vorrebbe il poker personale, il pallone si spegne di un soffio al lato, minuto 85, Fragapane dalla sinistra, eccolo il cioccolatino per Cristian Barbera, manita della Messana, finisce in trionfo al Sorbello Stadium, la capolista batte un colpo dopo 2 pareggi consecutivi e rimane lì in vetta. Il big match dell'8ª giornata di promozione si gioca al comunale di Monforte San Giorgio. I padroni di casa ospitano il Città di Villafranca per una sfida che mette di fronte 2 tra le compagini più attrezzate del girone B. Dopo un periodo di appannamento il Monforte è in rimonta in classifica ed è reduce dal 3-0 in casa dell'Atletico Messina. Nell'ultimo turno invece i biancoverdi hanno pareggiato in maniera pirotecnica per 3-3 contro la Nuova Rinascita. Formazione biancoverde per affrontare questa sfida: in porta c'è Taranto, poi Iovine, Ogbonda, Lavina, Romeo, Gazzetta, Visconti, Mazzeo, Malan, Di Vincenzo e Jacubo. Il fischietto è affidato al signor Federico Di Carlo di Palermo coadiuvato da Giovanni Maggiore, anche lui di Palermo, e Marco Trischitta di Messina. Si parte dopo 2 minuti il Villafranca, Jacubo per Di Vincenzo, palla a Malan, va a calciare male davanti a Campanella, poi al 10° tentativo di controbalzo di Gazzetta che colpisce la traversa, rispondono i padroni di casa chiedendo anche un calcio di rigore per un possibile tocco di mare in area di Prince. Sorvola il direttore di gara. 32esimo il Monforte, lancio di Trimboli per Isgro, al volo Isgro, pallone che finisce fuori. Minuto 37 il Villafranca, Gazzetta, pennella per Romeo in area, si coordina, prima finta il tiro, poi l'effetto in diagonale, sfiora il gol. Minuto 43 il Monforte col break, poi Isgro punta l'avversario, entra in area di rigore, Isgro cerca di fare tutto da solo, non riesce a trovare però il gol del vantaggio. Finisce così il primo tempo, finisce per 0-0 tra Monforte San Giorgio e Villafranca. Con le immagini a cura di Domenico Calvo e i contributi di Francesco Morabito partiamo con il film della ripresa, lancio per Jacubu, Campanella esce, la difesa spazza, 62esimo, ancora un pallone fuori, Visconti cerca la conclusione, anche lui sulla traversa, 65esimo, sfera a Gazzetta, va a calciare, para Campanella, minuto 75, il Villafranca spinge, calcio di punizione di D'Angelo, il pallone in zona, Jacubu che però non trova l'impatto sul secondo palo, 81esimo, ancora Villafranca che adesso vuole i 3 punti, Gazzetta per Jacubu in diagonale, non trova spazio né per il gol né per il passaggio nel finale, c'è timore per questo colpo subito da Bartuccio che finisce in ospedale, un pronto augurio di guarigione per lui. Nel frattempo più nulla da raccontare da Monforte, un Città di Villafranca che strappa applausi contro un avversario assolutamente tra i più temibili del girone. L'atteso derby tirrenico di promozione tra Nuova Rinascita Patti e Orlandina sorride ai paladini che sbancano il comunale di Brolo e volano in zona playoff. Gara che si apre dopo 4 minuti con i pattesi in avanti, ma il colpo di testa di Munafosi perde alto. Poi però l'Orlandina inizia a spingere, ci prova Rojas di testa al 7° di gioco con palla di poco al lato. Ospiti che reclamano anche un possibile rigore su Iuculano, ma il signor Ferlazzo lascia giocare. Paladini pericolosi al 12° con la girata acrobatica di Ceraulo che finisce sul fondo, quindi al minuto 19 Iuculano pesca in area di rigore pattese Ceraulo che da posizione defilata coglie il palo esterno. La Rinascita non sta comunque a guardare, rispondendo prima con il tiro di Tuccio che finisce alto non di molto e poi con la conclusione da fuori di Mastriani che Scinaldi disinnesca con qualche apprensione, ma al 39esimo l'Orlandina sblocca il derby su calcio di rigore concesso dal fischietto palermitano per un fallo in area di Collorafi su De Gregorio e con lo stesso centravanti
Conti Paladino che dal dischetto spiazza Puzzo portando in vantaggio i suoi. Nella ripresa la squadra pattese cerca di rimettere la sfida in parità al 47esimo, solo la decisiva parata di Scinaldi nega a Mastriani la gioia del gol. Bianconeri che insistono, ma la punizione di Mosca 2 minuti dopo non c'entra lo specchio della porta. Bersaglio che la rinascita trova comunque al minuto 50 grazie a Triscari che di tacco gira in rete l'invito di Mosca riportando tutto in perfetto equilibrio. Ma l'Orlandina non ci sta e dopo un penalty invocato su De Gregorio, sul quale il direttore di gara dice di no, i paladini tornano ad attaccare sfiorando più volte il vantaggio, prima con Iuculano che di testa manda di un soffio al lato, poi con De Gregorio che in girata conclude fuori non di molto e al 70esimo con Giaimo che da fuori costringe Puzzo agli straordinari. Sono le prove del gol che arriva al minuto 75 quando il neoentrato Praticò riceve in aria e dopo aver scartato con una finta Mosca indirizza in rete facendo così rinascita Patti 1, Orlandina 2 e gioia incontenibile per il classe 99 Paladino. Nel finale di match Orlandina che potrebbe anche arrotondare il punteggio, ma le conclusioni di Iuculano all'80esimo, di Merendino 3 minuti più tardi e di Raneri al 95esimo non sortiscono l'effetto sperato. L'Orlandina sale in classifica, quota 16 punti e si porta al quinto posto, mentre la rinascita Patti rimane ferma a 5 in quart'ultima posizione. Io sto qui a parlare purtroppo non di calcio, perché avere un arbitro così che ti butta fuori 3 persone nonostante non lo so perché, non l'ho capito. Purtroppo poi la cosa non ti dà neanche la spiegazione, ti dice sai perché uno cerca di parlare, di capire, io in questo momento noi siamo in difficoltà, è inevitabile, poi troviamo una terna così. E giustamente mettendomi 3 persone fuori, uno era già diffidato, la prossima settimana mi ritrovo già, ho problemi perché il ragazzo si è fatto male, si è rotto la rotola. Ho un altro ragazzo settimana scorsa, una comitata, rottura dello zigomo, operazione, nessuno ha visto niente. Mi dispiace parlare degli arbitri perché in questo momento dovrei parlare dei miei ragazzi, di ringraziarli perché hanno fatto il massimo, eravamo in vantaggio, abbiamo fatto degli errori senza dubbio, ma avevamo una difesa inventata con addirittura un esterno d'attacco che faceva il braccetto di destra. Peccato perché avevamo impostato la partita bene, magari poteva essere quella partita che ci dava lo stimolo per arrivare a dicembre e poi vedremo a dicembre cosa succederà. Giustamente con queste difficoltà per noi è quasi impossibile riuscire a mettere gli 11 in campo. Cercheremo di prendere qualcosa dal settore giovanile cercando di fare il meglio e di portare un risultato. Però ripeto, ancora non capisco come sia possibile avere un arbitro in questa maniera. Non è un arbitro che può arbitrare una partita di promozione, mi dispiace ma non si può. Sono molto contento della squadra, tutto che abbiamo fatto fino alla fine, non abbiamo lottato, non abbiamo lasciato niente e quando non molliamo ecco il risultato della partita. La partita non è stata facile, che dal primo minuto ci siamo messi. Meno male che ci siamo ripresi in primo tempo per il gol e grazie pure a Preccio per il secondo gol che ci ha rimesso in partita e non abbiamo lasciato niente fino alla fine e poi ci siamo riusciti a vincere. Sì, una partita combattuta ma credo che quello che si è visto in campo sia stata meritata. Il primo tempo ci hanno messo un po' in difficoltà tatticamente e devo dire che poi avendo sistemato nel secondo tempo abbiamo un predominio territoriale nettissimo. Abbiamo preso gol purtroppo su una palla inattiva una volta che hanno passato la metà campo, l'unica volta. Siamo stati bravi secondo me a raddrizzarla subito, questa è stata la chiave e poi fino all'ultimo ci abbiamo tentato, credo che comunque sia anche per occasione e tutto la partita si è meritata. Ecco. Al di là di quello che possono essere le loro espulsioni e tutto, che hanno magari giustamente recriminato, secondo me la doppia munizione su Branca non c'era, però devo essere obiettivo per quello che si è visto in campo, io credo che la squadra ha avuto anche 7-8 occasioni da gol nel secondo tempo. Ecco. E passiamo adesso al girone C del campionato di promozione. Ottava giornata, subito il tabellino dei risultati delle partite che si sono disputate domenica. Santa Domenica Vittoria batte San Pietro Calcio 3-1.
Camarat 1972 batte RSC Riposto 3-0. Pareggio tra Casteltermini e Belpasso 2014, 0-0 il risultato finale. 1-1 invece tra Serra di Falco e Nicosia. Vittoria fuori casa del Giarre Calcio 2-0 contro il Gemini Calcio. Villarosa San Sebastiano batte Santa Venerina 2-0. Ha riposato l'Arragona Calcio. Mercoledì 6 novembre si è recuperata la partita tra Santa Domenica Vittoria e Giarre. La partita è finita 1-1. In base al recupero che si è giocato proprio ieri, guardiamo adesso la classifica giornata. Giarre in testa con 17 punti, con 16 il Nicosia, 15 punti Camarat 1972, con 13 Arragona Calcio, 12 punti per Villarosa San Sebastiano e Santa Domenica Vittoria, 8 punti RSC Riposto, Santa Venerina, Belpasso 2014 e Gemini Calcio. 7 punti Serra di Falco, con 4 il Casteltermini, chiude la classifica il San Pietro Calcio con 0 punti. In questo girone c'è ancora da recuperare comunque una partita, quella tra Camarat 1972 e Santa Venerina. Benvenuti allo stadio comunale di Via Grande. Oggi si sfidano la Russo Calcio di mister Seminara contro il Camarat di mister Fanara. Una sfida tra bomber, una sfida tra Marrafino e Bamba. Serio invece parte dalla panchina. A dirigere la partita è il signor Azzolina di Ragusa, assistito da D'Agostino e Reciti, entrambi della sezione di Acireale. Uno sguardo in mezzo, cross partito ora, arriva il colpo di testa. Marrone, la conclusione di Marrone! Lascia scorrere Calabretta, ma veramente occasionissima per il Camarat, creata dal proprio numero 22. Ora errore con il tiro di King. Ancora Marrone, si appoggia sul Lupo, Marrone a buona posizione, mette giù il tiro! Noto, aspetta i propri compagni, bello il velo, arriva il capitano Capitan Lupo, gonfia la rete, ma bellissima azione del Camarat. Marrone taglia sul secondo palo, l'ha visto, Marrone, pallone leggermente lungo, ancora Marrone, esce il portiere, Bamba schiaccia e si divora il gol del 2-0. Ora invece Piranio allarga per Marrone, ennesima sfida, la vince sempre Marrone, che arriva anche sul pallone. Poi cross in mezzo, colpo di testa e arriva il raddoppio. Bamba, ancora il numero 29, ne fa 4 in campionato e chiede scusa alla propria squadra per l'errore del primo tempo con un gol bellissimo di testa. Riparte la Russo Calcio con il proprio numero 7 Marrafino, attenzione perché il pallone passa, poi un attimo di confusione, la porta è spalancata, arriva però il colpo di testa a chiudere del giocatore del Camarat. Perde il pallone, lo recupera il Camarat, che ora può ripartire, cioè giochino serio, solissimo, ancora serio, rientra il sinistro, serio, respinta da parte di Calabretta. Tanto Bonaccorsi si prepara con il destro, ottima risposta di Avignone, altra ripartenza per il Camarat. Pallone per Gioacchino Serio, la risposta, poi arriva ancora il tiro di Cariota e poi Gioacchino Serio. 3-0 Camarat, e ora lo possiamo dire, il Camarat espugna il campo comunale Francesco Russo di Via Grande, 0-3. Si volta pagina e concludiamo il campionato di promozione presentando il girone D. Ancora una vittoria per il Niscemi FC. Guardiamo i risultati. Scicli batte Aci Bonaccorsi Calcio 2-0. Pro Ragusa Aci Galatea 1-1. Vigorgela batte Priolo FC 2-0. Aci Catena Calcio batte Atletico Megara 1-0. Gemini Cascordia batte Frigentini 3-1. Niscemi FC batte Notocalcio 5-4 ed infine Santa Croce batte Città di Canicattini 1-0.
A punteggio pieno il Niscemi guida questo girone D del campionato di promozione. Al primo posto con 24 punti, 17 Pro Ragusa, con 16 Vigor Gela ed Atletico Megara, 14 punti Noto Calcio, con 13 il Priolo FC con il Santa Croce, 8 punti per la Cicatena Calcio, 7 punti Gimminica Scordia, Città di Canicattini, con 6 punti lo Scicli, 5 punti per Aci Bonaccorsi, Aci e Galatea e Frigentini. Aci e Galatea e Priolo FC hanno una partita da recuperare. Acque non sicure di classifica. Alla quarta sconfitta consecutiva scattano gli allarmi per una situazione che si fa delicata. Perde ancora la Bonaccorsi, ma la notizia è che la sconfitta arriva per mano di una diretta rivale in lotta nella parte destra della classifica. 2 gol nella ripresa, fatti più con la complicità avversaria che per meriti propri, e lo Scicli del neotecnico Saro Monaca scavalca la confusione che regna al penultimo posto del girone D di promozione, dove rimane impelagato con 5 punti proprio l'Aci Bonaccorsi. Un buon inizio di gara nel segno dei 2 nuovi arrivati, già in campo nella puntata precedente a Canicattini Bagni, gente di esperienza sull'esterna sinistra alta come Giovanni Di Mauro e a centrocampo Marco Maesano, qui subito in evidenza al tiro respinto prontamente da Fidone. Attento anche su un duetto Costantino-La Spina, tutto su giocata da destra, dentro un quarto d'ora indubbiamente incoraggiante e a tinte giallo-verdi. Poi il blackout, predominio territoriale in fase di spegnimento e Scicli che prende quota. Tabascio deve iniziare a tamponare palloni pericolosi che giungono da più parti, Drago di testa, poi Ceias da lontano, sulla respinta Gomez si divora l'1-0 e lo stesso accade successivamente al termine di una penetrazione dalle retrovie firmata Carpinteri. Quindi Brullo impreciso di testa su cross di Drago alla mezz'ora. Insomma, lo Scicli diventa padrone del campo ma è libero di esprimersi senza opposizioni. L'Aci Bonaccorsi perde qualche pezzo in corso d'opera, in particolare in difesa, ed è costretto subito al cambio a qualche istante dall'intervallo. Fuori Sferrazzo, dentro Stefu. La svegliata, o presunta tale, poco prima dei 2 di recupero. Corner di La Spina e Costantino, spalle alla porta e avversari, rovescia ma non inquadra lo specchio. Occasione importante che fa quasi il pari con quella di Divenuto, servito lungolinea da Scorciapino, che è tutt'altro che approfondita per poter avere ragione di uno Scicli capace di mantenersi il vitalizio dello 0 pari senza troppe pretese. Quando però poi inizia la sagra delle donazioni di inizio novembre, la sconfitta non può che essere inevitabile. La Spina regala una palla a centrocampo a Gomez e sul lancio in profondità né Stefu né Sannè mettono a tacere le velleità di Ceias, così come Spampinato che consegna un facile assist sotto porta a Drago per sbloccare la partita. Aci Bonaccorsi 0, Scicli 1. D'Antore dalla panchina cambia qualcosa in avanti, fuori Di Mauro, dentro Marino. La situazione è ancora recuperabile, ma al quarto d'ora la partita finisce anzitempo sotto i colpi impietosi di Brullo che, ispirato da Ceias, nuovamente assist man anche per il 2-0, ha tutto lo spazio, il tempo e la comfort zone per andare in rete persino di tacco e con l'aiuto del palo interno. Scicli in sicurezza e gara sostanzialmente in archivio. Entrano Romano e Cannavò alla mezz'ora per La Spina e Spampinato. Nelle finale spazio per Randis al posto di Costantino. Resta il tempo per qualche sprazzo di occasione sponda Maesano, tra cui un palo direttamente dalla bandierina, e per Romano che in corsa non la spinge dentro sul cross di Divenuto. Dall'altro lato, tanto per rimarcare le armi della vittoria ospite, un altro intervento provvidenziale di Tabascio che evita l'imbarcata dei suoi. L'Aci Bonaccorsi nel prossimo fine settimana viaggerà alla volta di Santa Croce Camerina. Vietato a questo punto perdere ancora una volta punti e terreno in classifica. Da dove partiamo? Da questa sconfitta che certamente lascia un segno sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista morale, oltre che dal punto di vista anche di una classifica che a questo punto è certamente un po' problematica. Ma sì, è sicuramente una classifica problematica ma non irrecuperabile, assolutamente. Ci sono ancora più di 20 partite da fare e dobbiamo trovare il filone giusto per rimetterci in corsa.
Purtroppo i ragazzi stanno soffrendo mentalmente un attimino questa situazione, non stiamo riuscendo a reagire, però lavoreremo per uscire fuori da questa situazione. Cosa non è andato oggi in campo? Ma secondo me è solo un discorso di aspetto mentale, e la paura di dover perdere la partita e purtroppo l'abbiamo persa. Quindi a livello tattico abbiamo cambiato qualcosina, abbiamo cambiato modulo per cercare di agevolare un attimino di più i ragazzi per farli stare più vicini, però probabilmente il tutto non ha portato quei risultati che pensavamo uscissero stasera. E questa settimana che adesso separa la squadra da una trasferta impegnativa come quella di Santa Croce sarà una settimana sulla quale poi si deve lavorare soprattutto sulla mente, no? Sì, sicuramente, ma è quello che già stiamo facendo da 2 settimane a questa parte, di lavorare solamente ai ragazzi. Cercheremo di caricarli al punto giusto per andare a affrontare una trasferta sicuramente insidiosa, però abbiamo rispetto, come diciamo sempre, rispetto di tutti, paura di nessuno, perché ogni partita ha una storia a sé. Oggi è andata così, la settimana prossima vedremo come andrà, però siamo fiduciosi che i ragazzi reagiranno e faranno una bella prestazione. Soddisfatto, no? Portare via 3 punti da ACI Buonaccorsi certamente è una bella cosa. Adesso la classifica prende un po' di respiro, aspettando anche i rinforzi all'interno del tuo gruppo. Sì, abbiamo fatto 3 punti che erano fondamentali per noi e basta, siamo un po' rivaleggiati, oggi la fortuna ci ha guardato e ci ha premiato. Sei ritornato in pista, campionato un po' impegnativo, hai preso una squadra in condizioni anche dal punto di vista organizzativo un po' problematica, però vedo che la tua esperienza probabilmente può diventare un'arma in più per risollevarsi e guardare anche adesso un futuro più roseo. Onestamente mi hanno chiesto per la salvezza, io guardo solo a questo. Quello che ho trovato lascio il tempo che trovo, perché sapevo dove andavo e quindi sono andato con piacere. Dopo 14 anni trovo ritorno da Scicli, già l'avevo lavorato una volta, e quindi un gruppo di ragazzi che conoscevo, io ho detto di sì. Ma non vado dove ti sta bene, giustamente, è bello andare dove ti sta bene. Uno va dove lo cercano, io sono sempre stato abituato così. Dove mi cercano e dove io ci credo e lo credo in me, io ci vado senza guardare la classifica. Che prospettiva adesso ci sarà all'interno di questa squadra e all'interno di questa classifica? Giustamente ancora dobbiamo finire il giro di ritorno, di andata, e dopodiché vedremo i pezzi che ci possono mancare per poterci completare, pure perché numericamente siamo troppo pochi. In questo girone D su tutti c'è questo Niscemi che sembra organizzato sia dal punto di vista societario ma anche dal punto di vista tecnico, una spanna sopra tutte le altre. Sei d'accordo? Sì, ho incontrato Niscemi, la mia prima parte che ho fatto con lo Scicli, una squadra abbastanza organizzata. Devo dire che il cambio di promozione di quest'anno, con tutto il rispetto, è il più scarso degli ultimi 20 anni. Dopo l'ottimo pareggio per 2-2 arrivato in casa della Vigorgela, la Cicatena ospita il Megara, seconda in classifica, che ha conquistato 5 vittorie ad un pareggio in campionato, perdendo solo contro la corazzata Niscemi. Inizio problematico per i biancorossi, si ferma Salvostrano, costretto ad uscire per infortunio per questa scivolata. Al suo posto entra Mariano Napoli. Prima iniziativa offensiva dalla partita, spingono i padroni di casa con Furnari, scambio con Sciuto, ancora Furnari cerca il traversone, lo ferma Busso, poi ancora Furnari il mancino, blocca a terra Ianò. Si fa vedere anche il Megara, allarga sulla destra Fabrizio Scapellato verso Giannetto, che ha spazio per spingere. Giannetto, il traversone in aria, esce col pugno romano che anticipa Ferraguto e Giacone. 17esimo, Solimene, serve sulla corsa Furnari, interviene duro Ferraguto su Furnari, solo cartellino giallo per lui, ha rischiato tantissimo Ferraguto. Rimessa laterale lunga battuta da Furnari, lungolini a cercare Fichera, combatte con Carpinteri, Fichera ne esce vincente, ancora Fichera, l'assist per Carbonaro, Carbonaro il destro, colpisce male. Ancora Catenoti in avanti, Solimene fermato, poi Sciuto alza la testa, bella palla sulla 3/4 per Carbonaro. Carbonaro gira bene col mancino, verso Fichera che la mette giù, Fichera va l'1 contro 1, Fichera prova il destro, respinge D'Arrigo, proteste per un fallo di mano. Proteste vibranti, andiamo a rivedere il destro di Fichera,
e il braccio di D'Arrigo, poteva starci il penalty. La Cicatena che parte bene anche nella ripresa, lancio lungo di Giacone, sponda di Carbonaro, petto di Solimene per Fichera che salta un avversario, poi esce Agliano che lo ferma. Napoli riparte dalla sua metà campo, ha tanto spazio per spingere, si allunga un po' il pallone, interviene scivolata Giannetto e calcio di punizione, giallo per Giannetto che era già ammonito e doppia ammonizione per lui. Il Megare in 10 dopo soli 6 minuti della ripresa. Strano con le mani, cerca Carbonaro, scambiano i due, ancora Strano, il cross sul primo palo per Fichera al volo, alto sopra la traversa. Tornano in attacco gli ospiti, punizione di Barcio, direttamente in porta e ci mette i pugni Romano. Poi Busso prova l'acrobazia, il pallone si perde fuori. Minuto 67, Carpinteri, Marino, poi Busso, cerca Ferraguto, anticipato bene da Giacone, Tabares resiste una carica, poi Napoli, fermato da una scivolata ancora ruvida di Ferraguto, che gli costa la seconda ammonizione e va sotto la doccia in anticipo, Megare in 9. Ospiti dunque in doppia inferiorità numerica, Cicatena che cerca subito di approfittarne, Tabares va al lancio a cercare Fichera, in aria il controllo di Fichera, la conclusione, respinge Aglianò, poi Sciuto, alimenta l'azione, ancora Sciuto, all'indietro per Solimene, anticipato sul più bello. Prosegue la caccia al gol del vantaggio, Tabares, vede il movimento di Fichera, lo serve, Fichera va all'1 contro 1, poi sterzata, ancora Fichera entra in aria, accelera Fichera, basso per Carbonaro, anticipato da Aglianò e poi solo calcio d'angolo. Primo cambio per Mister Manca, fuori Solimene e dentro il classe 2006 Alessandro Crispino. Giacone avanza palla al piede, alza la testa, lancio in profondità, preciso per Fichera che la mette giù. Fichera punta l'avversario, salta Marino, Fichera il mancino! Lascia immobile Aglianò che non può nulla. Matteo Fichera, sesto gol in campionato, un gol pesantissimo che vale il vantaggio della Cicatena a 13 minuti dalla fine. Catenoti che ora vogliono chiudere la partita, Strano riceve da Giacone e ha libertà per spingere, Strano in verticale da Carbonaro, stop di petto, Carbonaro salta un avversario, Carbonaro l'assist per Sciuto il controllo, Sciuto il destro, spreca malamente, ancora Fichera pericoloso dalla sinistra, Fichera il tiro, respinge D'Arrigo e poi il Megara che prova a respirare, a ripartire con Scapellato, la palla in profondità per Carrabino, posizione giudicata regolare, Carrabino lo ferma Romano, provvidenziale la sua uscita. Ultimi disperati attacchi nel recupero degli ospiti. Lancio intercettato da Calì che fa ripartire Fichera. C'è spazio per il contropiede. Lancio lungo per Carbonaro. Esce Aglianò che sbaglia l'uscita col petto e a terra Carbonaro. Calcio di punizione per la Cicatena. E rosso anche per Aglianò. Considerata chiara occasione da gol. Megara in 8. Vittoria di misura dunque di capitale importanza per la Cicatena al termine di una prestazione convincente al cospetto di un grande avversario. I biancorossi hanno lottato, hanno messo agonismo e intensità che sono valsi il primo successo casalingo in campionato. 3 punti che danno continuità al pareggio maturato in quel di Gela, oltre ad infondere fiducia alla squadra di Marcello Manca. Domenica prossima trasferta sul campo del Canicattini, avversario a quota 7 punti, uno in meno dei Catenoti. Un match da non prendere assolutamente sotto gamba. Sì, noi oggi abbiamo incontrato una squadra forte, una squadra che la classifica palla chiara, una squadra seconda in classifica, una squadra che sicuramente lotterà per vincere il campionato. Noi oggi abbiamo messo più di quello che i ragazzi potevano mettere per cercare di portare in porto un risultato positivo. Siamo stati agevolati anche dalla loro espulsione, però penso che alla fine l'abbiamo anche un po' meritata la vittoria. Questa squadra ancora ha il timore di giocare in un certo modo come io pretendo. Siamo passati in vantaggio, anche se loro erano qualche uomo in meno, c'era sempre il timore di poter subire il gol, dunque eravamo un po' spaventati. Però, come ti ripeto, l'importante è aver vinto questa partita e cercare in prospettiva di essere più fiduciosi, diciamo. Ho trovato una società che mi sta mettendo a disposizione, diciamo, di poter prendere qualche giocatore se ci riusciamo. Niente, io la squadra che ho per le mani, secondo me è una squadra che può fare sicuramente di più. Vediamo piano piano di poter toglierci qualche soddisfazione. Il campionato ancora è lungo e vediamo un attimino poi alla fine dove possiamo arrivare.
Purtroppo lo sappiamo, peccato per questi punti persi, perché lo sapevamo, ai ragazzi l'abbiamo detto anche a fine tempo, se queste partite non vanno chiuse e poi c'è il rischio di prendere gol, ed è successo quello che noi speravamo e non volevamo assolutamente, perché poi alla fine i ragazzi hanno giocato, giocano sempre, ci provano, però purtroppo è così, queste partite vanno chiuse prima, abbiamo avuto la possibilità di poterle chiudere, ci vuole più cattiveria in fase di conclusione. Ovviamente non è una questione solo relativa agli attaccanti, ma in generale nella fase offensiva, perché quando si deve parlare si parla di fase, non di singola persona, perché poi i ragazzi alla fine hanno messo tutto quello che avevano in campo, di questo non lo sappiamo, però purtroppo queste partite vanno chiuse, se non le chiudi e le tieni in bilico l'errore può capitare, perché poi alla fine è stata una sbavatura, un errore singolo di un giocatore che nello stacco è staccato prima e l'attaccante loro ha preso la palla e ha fatto, cioè, l'unica occasione su cui ho visto loro nell'area nostra. Poi per il resto abbiamo tenuto la palla 80 minuti, abbiamo provato più volte, anche alla fine, anche voglio dire con la forza, così senza magari avere idee, però alla fine è il pareggio, ci prendiamo il punto, il bicchiere mezzo vuoto, come si dice. Testa alla prossima partita, la prepareremo come al solito, nella speranza, ecco, che magari passa questo momento di sfortuna, perché purtroppo, ripeto, è un periodo così, ma faremo di tutto per risalire di nuovo la china e camminare così come stavamo camminando nelle prime giornate di campionato.
Si conclude qui lo spazio dedicato al campionato di promozione, chiudiamo la puntata adesso con il rullo riguardante i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria. Con il rullo dedicato al campionato di prima categoria e i suoi 6 gironi chiudiamo qui lo spazio dedicato a penalty all'interno della programmazione di TVM Palermo, canale 19 del digitale terrestre. Vi aspettiamo chiaramente per parlare di promozione di prima categoria la prossima settimana, il giovedì a partire dalle ore 22. Mentre per quanto riguarda il consueto appuntamento settimanale di penalty per parlare di Serie D e di eccellenza, vi aspetto sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi.